turno anche per il concorrente svedese Rita. A che ora finisce il sorteggio? Ora è la volta del cavaliere belga Peter Postelmans. Amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena, giornata d'apertura per l'edizione numero 76 del concorso ippico internazionale di Roma che proporrà da oggi a domenica quanto di meglio possa offrire il settore del salto ostacoli. Il cocktail sembrerebbe perfetto se è vero che nella tradizionale affascinante sede di Villa Borghese si sfideranno i migliori binomi in circolazione, anche perché questo è uno degli 8 concorsi su cui è articolata la Super League, prestigioso circuito per squadre, equivalente, per fare un esempio, all'elite della Coppa Davis nel tennis, se non che le pessime condizioni atmosferiche ci hanno messo lo zampino. Il programma giornaliero è stato sconvolto, un violento temporale ha costretto gli organizzatori a posticipare sensibilmente le prove del pomeriggio. Scombussolato dunque anche il nostro palinsesto. Dovevamo entrare in collegamento per seguire la categoria a tempo e invece siamo qui a seguire in diretta la tripolatissima categoria a fasi consecutive che sta volgendo al termine. Per il momento è al comando per gli Stati Uniti William Simpson in sella a El Campeón Tosca. Il regista Roberto Gambuti guida le telecamere dell'Esterna 2 di Milano. Sul campo ostacoli il collega Valerio Iafrate è pronto per raccogliere le impressioni dei protagonisti. Inquadrato in campo per il Belgio Peter Postelmans che monta Joyeux Ardent, un cavallo intero di 11 anni e un seul français. Grande l'esperienza di Peter Postelmans, che ha già commesso il suo primo errore, dunque non potrà accedere alla seconda fase. Brevemente vi spiego il regolamento di questa gara. Una prima fase composta da 5 9 penalità in totale ostacoli. in prima Chi fase, ottiene il netto su questo primo segmento può accedere alla seconda fase. In caso di parità di penalità classifica il riscontro cronometrico fatto registrare sulla seconda fase, appunto. Il direttore di campo è Marco Cortinovis. Lui e i suoi aiutanti hanno dovuto tribolare non poco in un pomeriggio a dir poco difficile. Era piovuto molto nei giorni precedenti e poi, quando sembrava che il tempo volgesse al bello, c'è stato un temporale di grande intensità nel primo pomeriggio. Questa gara era prevista alle 13:30, poi è stata spostata alle 15:30, interrotta poi per un'ora. Dunque i capi equipe, i cavalieri interessati sono entrati in campo per constatare le condizioni del terreno, reso scivoloso dalla pioggia molto abbondante. Si è optato per una sospensione di un'altra ora ed ora, con grave ritardo, procediamo con il programma. In campo Eleonora Zorzetto, nata nell'agosto del 1988, molto giovane, appartiene alla categoria Young Riders e gareggia per l'aeronautica militare, aeronautica che presenta per la prima volta a Piazza di Siena 3 rappresentanti. Eleonora Zorzetto di fronte all'impegno più probante della sua ancora verde carriera. Seguiamo con lei i connotati del tracciato ideato da Marco Cortinovis, che ha la sua seconda esperienza qui al concorso ippico internazionale romano. Si parte con un Oxer 1,35 per 1,40, poi verticale di 1,45, Oxer numero 3 1,45 1,50, che è stato spostato proprio per trovare una via preferenziale. Intanto termina la sua gara con 4 penalità. Eleonora Zorzetto, vi dicevo, è stato spostato per trovare un canale preferenziale, per così dire. Intendiamo con questo un percorso meno messo a dura prova dalla pioggia, meno fangoso. Poi si prosegue con la gabbia, la prima delle 2 combinazioni, 2 verticali di 1,47 m, poi l'Oxer su fosso numero 5, si arriva a un altro dritto 1,50 m, poi
E al numero 7 c'è un'opzione, 2 verticali di 1,45 m, poi il numero 8 un Oxer 1,45 per 1,60 m, al 9 troviamo un dritto di 1,48 m. A questo punto chi ha ottenuto il netto, chi non ha commesso errori, può procedere con il 10, che è un verticale di 1,45 m, poi troviamo un Oxer, anzi un falso largo di 1,45 m, poi al 12 un Oxer 1,45 per 1,60, al 13 un verticale di 1,50 m e chiusura con la gabbia verticale Oxer numero 14. Dopo il conciliabolo fra i capi Kip e i cavalieri impegnati si è deciso di riprendere. Certamente il drenaggio di questo terreno in sabbia è stato messo a dura prova, poi evidentemente sono state riscontrate le condizioni sufficienti per gareggiare, ma naturalmente è una gara del tutto falsata. A questo proposito vi ricordo che questa era una delle 2 prove che valevano per la qualificazione al Gran Premio Roma in programma domenica prossima e vista la situazione, la giuria ha deciso di eliminare questo sbarramento. Dunque chi vorrà iscriversi al Gran Premio di domenica potrà farlo liberamente. Intanto per la Svizzera Werner Muff non è in campo, sono molti i ritiri, molti cavalieri decidono di lasciare i loro cavalli nel box proprio per evitare sorprese. Abbiamo visto l'eliminazione dell'espertissima Ann Kurskinski per gli Stati Uniti in sella a Roxana. Vediamo, siamo velocemente in chiusura di categoria, dovrebbe essere la volta di Wim Schröder per l'Olanda con Eurocommerce Pennsylvania, però tutto con il condizionale. Sì, vediamo la sagoma del cavaliere olandese che fa il suo ingresso in campo. Wim Schröder, Eurocommerce Pennsylvania, cavallo intero di origine tedesca, un Oldenburg di 11 anni. Allora, primo collegamento con Valerio Iafrate, che è ai bordi del campo ostacoli e meglio di chiunque altro può riassumere la situazione. In che condizioni è il campo ora, Valerio? Beh, intanto buon pomeriggio a tutti. Ti dico che il campo, nonostante il sole ha retto, nonostante il sole e la pioggia soprattutto sta reggendo, molti cavalieri, Michel Robert in testa, si sono lamentati per quell'ostacolo che tu hai descritto, l'Oxer, che in effetti è stato spostato in avanti per consentire una migliore traiettoria. La sensazione da qui è che l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'iscrizione a queste prove per la qualifica per il Gran Premio sia stata sollecitata da molti cavalieri, proprio perché questo consente loro di risparmiare le energie di molti cavalli. Ho parlato prima con il commissario tecnico della nazionale Roberto Arioldi, che tra poco ci raggiungerà, perché in questi istanti, in questi momenti è in corso il sorteggio per l'ingresso in campo, l'ordine di ingresso in campo per la Coppa delle Nazioni di domani. Io intanto, se vuoi Claudio, ho con me una delle esordienti di questo Piazza di Siena del 2008, la veneta Eleonora Zorzetto. Sì, puoi andare avanti, perché intanto dobbiamo registrare anche l'eliminazione di Wim Schröder in sella a Eurocommerce Pennsylvania. Intanto dalla tua ospite potremo capire in effetti come sono le condizioni del terreno. Vi ricordo che è il secondo anno in cui la sabbia ha sostituito il manto erboso, e dobbiamo dire che questa soluzione è stata adottata per garantire la salvaguardia dell'integrità dei cavalli e la regolarità delle gare. È stata seguita la stessa tecnica utilizzata durante i World Equestrian Games di Roma nel 1998. A te la linea. Sì, grazie. Allora, con Eleonora Zorzetto a Mazzo, nel suo primo anno di Piazza di Siena, un esordio com'è stato? Intanto ti chiedo che emozione si prova a varcare questo arco. Beh, sicuramente è grandissima, è sempre stato, diciamo, penso il sogno di tutti, mio particolarmente. Quest'anno ce l'ho fatta e
peccato la pioggia, però è sempre stupendo fare questo concorso. Ecco, a proposito di pioggia, com'è in questo momento il terreno? In che condizioni è? Questa gara doveva cominciare all'1:15, ha subito due ore di ritardo, poi 2 interruzioni per pioggia. Com'è questo terreno adesso? Non è al massimo sicuramente, i cavalli fanno un po' fatica a staccare davanti ai salti, fa un po' effetto ventoso, un po' di risucchio, però comunque per tutta la pioggia che è venuta non è male. Claudio, hai domande per Eleonora? Sì, però non so se è in grado di rispondere, perché la domanda che ci poniamo tutti è: se ci fosse stata l'erba, il manto erboso tradizionale, probabilmente la situazione sarebbe ancora peggiore. Sì, provo a chiederglielo. Questa è la tua prima esperienza, dunque tu non hai saltato quando c'era l'erba, ma secondo te se ci fosse stata l'erba... Sì, quando ero più piccola sono venuta qua con i pony, sicuramente lo scenario era stupendo anche all'epoca. Io personalmente preferisco la sabbia come adesso. Tu credi che con l'erba oggi si sarebbe potuto gareggiare? No, assolutamente no, secondo me no, perché questa è una sabbia buona e con l'erba non si sa mai, alla fine dipende dalla pioggia, però secondo me non sarebbe stato agibile il campo. Grazie. E rivolgeremo la stessa domanda anche ad altri cavalieri con magari più esperienza della nostra bravissima Amazzoli. Intanto è in campo per gli Stati Uniti Charlie Jane in sella a Kashmir, e sembra proprio che questo binomio non risenta delle condizioni un po' particolari e sta andando di gran carriera incontro alla seconda fase. Ancora netto il percorso del binomio americano. Stati Uniti attesi a una buona prova domani in Coppa delle Nazioni, Coppa che vale, l'ho ribadito in apertura di collegamento, per la Super League. Intanto 28-01 il netto e passa in seconda posizione. 28-01, dunque con un po' di buona volontà si può arrivare in fondo e farlo bene, come ha dimostrato Charlie Jane in sella a Kashmir. Sempre al comando William Simpson con El Campeón Stosca, il suo 26,50 è davvero un tempo difficile da battere. Vi riassumo la situazione: 2 binomi americani al comando. In prima posizione William Simpson, El Campeón Stosca 26,50. In seconda posizione l'abbiamo appena visto Charlie Jane con Kashmir 28,01. Al terzo posto è stato leader a lungo il nostro Bruno Chimirri, che ha vinto recentemente il Criterium ad Augusta in occasione degli assoluti, e in questa circostanza montava Lucky du Reverdy. Terzo posto in 28,76. Poi abbiamo Ludo Philippers, Gianni Govoni ottimo in sella a Joyeux d'Opale, Paolo Pomponi con Jumbo, Vincent Bourne con House Reflection e quindi Peters Devos per il Belgio in sella a Riviera. Ora vediamo la scaletta. Non è della partita Theo Muff per la Svizzera, però possiamo seguire il percorso sempre molto apprezzato di Michael Whittaker in sella a Sancal Portofino, una femmina nata nel 94 di origine olandese. Certamente penso di poter dire che Michael Whittaker non pigerà proprio sull'acceleratore, non so fino a che punto gli interessi questa categoria a fasi consecutive, ma è già bello avere la possibilità di commentare un percorso di quello che può essere considerato uno dei migliori binomi in campo internazionale. Fra l'altro dobbiamo dire che Portofino ha un vezzo, spesso e volentieri nei tratti piani o immediatamente dopo aver superato un ostacolo ama scalciare, ma ha regalato belle soddisfazioni a questo cavaliere nato nel 1960 e che ha all'attivo 4 partecipazioni olimpiche: Los Angeles, Barcellona, Atlanta e Sydney. Per quanto riguarda le gare a 5 cerchi ha fatto parte della squadra medaglia d'argento proprio a Los Angeles, in quella circostanza 24esimo a livello individuale. Tanti i successi per Michael Whittaker, che però va incontro all'eliminazione, ha voluto tastare un po' il terreno, sarà certamente protagonista domani in Coppa e certamente
domenica nel Gran Premio. Adesso vediamo se la gara sarà conclusa oppure se avremo l'opportunità di vedere in campo il già campione europeo Marco Kuscher per la Germania in sella a Magnum di Verron. Sì, eccolo, dunque un'altra grande firma in chiusura di questa categoria. Vi ripeto, da battere in caso di percorso netto in seconda fase il 26,50 dello statunitense William Simpson. Inquadratura per Marco Kuscher, che è stato campione europeo individuale e a squadre nel 2005 in sella a Montender, in un'edizione ospitata e organizzata in modo perfetto dalla comunità di San Patrignano. Marco Kuscher, uno dei cavalieri di punta della squadra tedesca, molto attesa all'impegno di domani. Vi ricordo che Piazza di Siena fa parte della Super League, un circuito di coppe delle nazioni a punti riservato alle migliori 8 squadre del mondo impegnate negli 8 concorsi più prestigiosi. L'Italia mette a disposizione il suo concorso, lo scenario di Piazza di Siena, però è retrocessa nel 2004 Nation Cup, parteciperà ugualmente domani alla Coppa delle Nazioni, però naturalmente non potrà accumulare punti per la Super League. Attualmente la squadra italiana guida la classifica della Nation Cup, si sta comportando molto bene, però è difficile la risalita nell'elite del salto ostacoli, perché abbiamo, dobbiamo dirlo, un'avversaria molto molto tenace nella Francia. Sì, avete capito bene, gli appassionati lo sanno, perché la retrocessione lo scorso anno è toccata proprio ai nostri cugini francesi, una superpotenza nel settore equestre che è andata incontro alla retrocessione. È risalita invece l'Irlanda dopo un periodo di purgatorio in Nation Cup. Seguiamo comunque il percorso molto diligente di Marco Kuscher, molto professionale, che va ad affrontare anche la seconda fase. In verità non si sta proprio dannando l'anima per raggiungere il 26,50 di William Simpson, che molto probabilmente sarà il vincitore. Comunque onora il suo impegno fino in fondo Marco Kuscher per la Germania con Magnum du Verron, che è un cavallo di origine francese. Nel 99 è nato Magnum, e abbiamo il totale anche per Marco Kuscher, nessun errore per il campione tedesco, però il tempo è alto, 33,98, 11ª posizione. Valerio Iafrate, allora vogliamo provare a chiedere, magari approfittando dell'inglese che Marco conosce, qual è l'opinione anche degli stranieri sulle condizioni di gara? Sì, adesso ci proviamo, aspettiamo. Intanto ho bloccato Juan Carlos Garcia, quindi dopo ci potrà aiutare. Eccolo Marco. Eccolo qui. Marco, direi che non era d'accordo in questa circostanza il cavallo. Magnum du Verron non si è concesso ai nostri microfoni. No. Allora, intanto ribadiamo il risultato di questa categoria a fasi consecutive. La vittoria per William Simpson, Stati Uniti, con El Campeons Tosca, percorso netto in 26,50. Poi abbiamo in seconda posizione l'altro statunitense Charlie Jane con Kashmir, percorso netto in 28,01. Primo degli italiani, al terzo posto un ottimo Bruno Chimirri con Lucky du Reverdy, percorso netto in 28,76. Vi ricordo anche che la prima categoria internazionale della giornata, la mista della mattinata, è stata appannaggio di Vincent Vorn, Olanda, in sella ad Audis Radia. In seconda posizione ancora per l'Olanda Mark Utzager con Tamino, al terzo posto il belga Peter Postelmans con Ajor, e al sesto posto Bruno Chimirri, il solito Bruno Chimirri, il cavaliere calabrese, che è apparso estremamente in forma. Sesto posto per lui in sella a VDL Lotus. E ora il microfono a Valerio Iafrate, che ha un ospite di riguardo, Juan Carlos Garcia. Sì, sono con Juan Carlos Garcia. Il rumore che sentite è quello degli automezzi che stanno entrando per trasportare gli ostacoli
della gara successiva che gli aiutanti di campo di Marco Cortinovis stanno predisponendo. Allora Juan Carlos, prima di tutto volevo chiederti come hai trovato Piazza di Siena. Certo, il brutto tempo non aiuta in queste circostanze. Tu sei uscito nella prima parte di gara quando l'acquazzone forse era ancora più forte. Sì, anzitutto devo dire che è un'organizzazione veramente buona e Piazza di Siena è Piazza di Siena. Certamente abbiamo avuto la sfortuna che ha piovuto tanto, anzi da un lato ha tenuto tanto il campo per quello che ha piovuto. Ecco, prima abbiamo chiesto a Eleonora Zorzetto, che ha una esperienza relativa di Piazza di Siena, se ci fosse stata ancora l'erba, se si sarebbe gareggiato secondo lei. Secondo te con il prato si sarebbe riusciti a gareggiare oggi? No, assolutamente, con l'erba non avrebbe potuto dare la gara perché sarebbe impossibile. Giustamente dopo 5-10 cavalli, lasciando le tracce che ci sono, era come un campo arato. Questa è una sabbia particolare, è una sabbia di silice, una mescola particolare anche di sabbia alsaziana. Viene stesa sopra una gomma ammortizzante, no? Così è stato chiesto dalla Federazione Internazionale già l'anno scorso. Questo aiuta voi cavalieri e soprattutto aiuta ovviamente a limitare i traumi dei vostri compagni di gara, dei cavalli. Sì, si chiama tessuto no tessuto, sicuramente aiuta un attimino. Purtroppo qua da 5-6 giorni piove e nessun campo al mondo avrebbe tenuto questo. Senti, Valerio, sì, tu hai la possibilità di trasferire l'auricolare a Juan Carlos? Glielo stavo facendo giusto in questo momento, te lo passo. Ti passo Grazie. Claudio Icardi che ha delle domande per te, immagino anche sul completo, no Sì, Claudio? sì, soprattutto, infatti sono molto curioso. Dunque, dovete sapere che Juan Carlos Garcia è uno dei migliori cavalieri in circolazione, colombiano di nascita, di Bogotà, ha ottenuto la cittadinanza italiana, se ben ricordo poco prima dei Giochi Olimpici di Atene, ha difeso diverse volte i nostri colori in Coppa, è stato campione italiano, con Albin ha ottenuto il miglior risultato con il 4° posto in una finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli avvenuto a Kuala Lumpur. Per la prima volta la finale della Coppa del Mondo era stata ospitata dal continente asiatico. Vorrei chiedere a Juan Carlos Garcia, che si è qualificato per i prossimi giochi. Ricordo che le attività equestri saranno a Hong Kong, non a Pechino. Si è qualificato nella disciplina per lui relativamente nuova del concorso completo. Vorrei chiedere a Juan Carlos se la sua è soltanto una partecipazione dettata dalla curiosità, dalla voglia di affrontare nuove sfide, oppure se andrà a Hong Kong con l'intento di ottenere un risultato di prestigio. Sì Claudio, sicuramente tu mi conosci, io non vado mai a partecipare. Vado veramente perché ho voglia di portare una medaglia e sicuramente me la metterò tutta per farlo. Senti, Albin è definitivamente tramontato per quanto riguarda l'attività agonistica, o magari in modo più sporadico lo vedremo ancora sui campi ostacoli? Sicuramente per quest'anno lo vedremo ancora, devo dire poche gare farà, sceglierò molto bene le gare che farà. Calcolo più o meno 4-5 gare quest'anno e il mio obiettivo è ritirarlo quest'anno. Tu hai un cavallo, Hamilton de Ferré, che dovrebbe ricevere il testimone dal vecchio inarrivabile Albin. Secondo te è già maturo per gare di livello internazionale? Hai ben figurato in una tappa di Coppa del Mondo. Sì, un cavallo che ci credo molto, il nome si chiama Hamilton de Ferré, è un cavallo francese di 12 anni. È un cavallo che personalmente credo molto. E se non sbaglio eri giunto secondo nella tappa di Oslo. Sì, ero secondo e... Battuto da Elena Lundbach, se ricordo bene. Vado a memoria. Esattamente. E devo dire che di mese in mese va a migliorare questo cavallo e punto praticamente tutto su questo cavallo. Grazie a Juan Carlos Garcia, in bocca al lupo per l'avventura di Hong Kong, e intanto siamo pronti per la cerimonia di premiazione. Ecco, grazie Claudio. L'inno statunitense per il vincitore William Simpson e per El Campeón Tosca.
William Simpson vince in sella ai campioni. Categoria fasi consecutive, appannaggio di William Simpson, Stati Uniti e il campione Tosca, un altro americano in seconda posizione, Charlie Jane con Kashmir, poi ottimo terzo Bruno Chimiri con Lucky di Reverdy. Scorriamo insieme la classifica, troviamo il belga Ludo Philipp Peierls, poi Gianni Govoni, sempre competitivo, ha gareggiato sotto un autentico acquazzone, è quinto il cavaliere Emiliano, poi Paolo Pomponi, Vincent Vorn, Peter Devos per il Belgio. Dunque la prossima gara comincerà alle 19:30 e siamo in ritardo, abbiamo praticamente il ritardo che di solito accumula un accelerato locale con gravi danni, gravi avarie, e dunque soffermiamoci su questa premiazione prima di occuparci della gara di domani, la Coppa delle Nazioni. Dobbiamo dire che gli Stati Uniti saranno protagonisti anche con William Simpson e con Charlie Jane. Diamo un'occhiata anche a quanto è successo nella prima frazione della Super League. La prima tappa, quella di La Baule in Francia, ha visto la vittoria a sorpresa ma non troppo del Belgio. In seconda posizione appaiati proprio gli Stati Uniti, l'Irlanda e la Svizzera, al quinto posto l'Olanda, poi Gran Bretagna, Germania sorprendentemente al settimo posto e a chiudere la Svezia. Queste sono le nazioni che domani daranno vita alla Coppa delle Nazioni, e a queste dobbiamo aggiungere l'Italia. La squadra ufficiale italiana è composta da Emilio Bicocchi, Pier Giorgio Bucci, Giulia Martinengo, Omar Bonomelli, Natale Chiaudani. Naturalmente parteciperanno in 4 e il commissario tecnico Roberto Arioldi ci dirà fra poco chi sarà l'escluso, chi sarà la riserva della squadra. Una Coppa delle Nazioni che si preannuncia entusiasmante, anche se sarà un po' strano non vedere al via i francesi che dopo gli italiani sono quelli che si sono imposti per il maggior numero di volte nella Coppa di Piazza di Siena. Unico rappresentante francese a livello individuale proprio Michel Robert, dall'alto della sua esperienza. Intanto l'inquadratura per Bruno Chimirri, che ho già detto in precedenza si è imposto nel criterium ad Augusta. In quella circostanza si è disputato in Sicilia il campionato italiano assoluto, che ha visto il successo di Pier Giorgio Bucci. Grazie a quella vittoria nel criterium Bruno Chimirri ha potuto partecipare al concorso ippico romano e si sta districando molto bene con il terzo posto in questa categoria fasi consecutive e il sesto ottenuto in precedenza nella mista che ha aperto le danze qui al concorso ippico internazionale. Non so se Valerio Iafrate ha qualche ospite al suo microfono. È già arrivato Arioldi? No, ancora no, il sorteggio è ancora in corso, dovrebbe terminare nel giro di qualche istante, di qualche minuto. Allora e Valerio, ti do Roberto un po' di tempo per fare luce sul sorteggio che determinerà l'ingresso in campo delle 9 squadre per la Coppa delle Nazioni. Intanto il regista Roberto Gambuti può riproporre una parte della travagliatissima categoria a fasi consecutive che abbiamo registrato in precedenza. Cominciamo con la nostra Giulia Martinengo in sella a Joan du Palais, una femmina di 11 anni, c'est français. Giulia Martinengo, che fa parte della nostra squadra ufficiale, come del resto lo scorso anno, è nata nel marzo del 1979 in provincia di Udine, ormai ha accumulato una discreta esperienza, risultati apprezzabili soprattutto nell'ultimo periodo. Attualmente è seguita dal marito Stefano Cesaretto, mentre il suo primo istruttore è stato Paolo Del Favero. Vediamo che nel momento in cui il binomio azzurro è sceso in campo dopo una prima interruzione di un quarto d'ora, le condizioni atmosferiche erano migliorate, non pioveva più, però il terreno era davvero allentato. Per Giulia Martinengo una prima fase senza errori e poi 4 penalità nel tempo di 32,10, lontano dalle prime posizioni. Comunque una presa di contatto con
il campo di gara. Abbiamo in precedenza registrato l'impressione di Juan Carlos Garcia, che ha dichiarato se ci fosse stato il manto erboso probabilmente le gare sarebbero state annullate del tutto. Ha parlato di buona organizzazione. Personalmente devo dire che gli addetti al campo ce l'hanno messa davvero tutta, anche durante la notte hanno lavorato sodo per rendere agibile il terreno di gara. Poi è piovuto ancora tantissimo, ma per dovere di cronaca dobbiamo registrare anche l'impressione di chi non era tanto d'accordo, e alludo naturalmente al pluridecorato Lütger Beerbaum, il campione tedesco. Proprio prima dell'inizio di questa gara si è lamentato non poco, soprattutto per le condizioni in cui versava il campo prova. Naturalmente in tanti anni di professione non abbiamo mai visto una situazione meteorologica di questo tipo, o perlomeno non durante una gara, però possiamo dire che abbiamo avuto esperienze abbastanza simili durante le Olimpiadi di Sydney, anche a Barcellona c'è stata veramente un nubifragio, la gara è stata spostata di qualche ora e non ci sono stati isterismi da parte di nessuno. Dunque prendiamo atto delle lamentele, ma consideriamo anche il fatto che Roma negli ultimi giorni è stata veramente bersagliata, come del resto parte del nostro paese, da condizioni veramente inclementi. Dopo il percorso di Giulia Martinengo in sella Joan du Falais e la volta di William Simpson con El Campeons Tosca. Dunque, grazie alla registrazione effettuata dal regista Roberto Gambuti e dalle telecamere dell'Esterna 2 di Milano, siamo in grado di proporvi quello che è stato il binomio migliore. William Simpson, nato nel 1959, ha partecipato a 3 finali di Coppa del Mondo. In particolare ricordiamo l'edizione del 2004, edizione ospitata ad Assago a Milano, per lui 36esima posizione a livello individuale. Vedete che il cavaliere americano ha trovato tutto sommato delle condizioni accettabili, ha la possibilità di sprintare anche nel tratto conclusivo e va a imporsi con un netto in 26,50. Invece ha avuto vita dura Daniel Etter dopo William Simpson. Sono stati veramente pochi i cavalieri che hanno portato a termine il loro percorso, in particolare si è ritirata Meredith Michaels Beerbaum, attuale campionessa europea in carica, e lo ricordiamo vincitrice recentemente della finale della Coppa del Mondo che si è disputata a Göteborg. Ancora le immagini registrate dopo William Simpson. È stata la volta di Daniel Etter per la Svizzera e di John Whittaker per la Gran Bretagna in sella Leandros de Semilly. 76esima edizione del concorso ippico internazionale. Gli appuntamenti principali sono quelli tradizionali. Vi ricordo domani la Coppa delle Nazioni, sabato la spettacolare prova di potenza, domenica chiusura con la gara più prestigiosa a livello individuale, vale a dire il Gran Premio Roma. Ancora un ospite con Valerio Iafrate. A te, Valerio. Sì, grazie. Il campione d'Italia Pier Giorgio Bucci, aquilano ma ormai praticamente romano, anche se ha confessato di non aver ancora avuto modo di visitarla per bene questa città, dunque anche per lui Piazza di Siena è diventato il Gran Premio di casa. Prima di tutto complimenti per il titolo italiano, e poi certo questo brutto tempo oggi ci ha messo un po' del suo. Che giornata è stata? Ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie per i complimenti. Oggi è stato veramente una giornata tremenda, perché la pioggia non ci ha dato respiro, abbiamo dovuto interrompere spesso le categorie, abbiamo dovuto ritardare un po' il tutto, però se le previsioni ci azzeccano da domani il tempo sarà migliore, sicuramente il campo di Piazza di Siena tornerà quello bellissimo che avevamo l'anno scorso.
Ecco, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto anche prima a Juan Carlos Garcia. Con l'erba, secondo te, si sarebbe potuto gareggiare oggi? Assolutamente no. Un campo in erba con tutta l'acqua che è venuta sarebbe stato impossibile, quantomeno rischiosissimo per i cavalli. Ti chiedo A proposito di rischi, abbiamo appena visto nella riproposizione del percorso di John Whittaker la quasi caduta di Leandro De Semigli, che è scivolato, dunque terreno molto insidioso per il campione britannico, 9 penalità nella prima fase e dunque sfuma la possibilità di accedere alla seconda. Ancora voi la linea. Sì, volevo chiedere a Pier Giorgio che coppa si aspetta da domani. Il sorteggio non è ancora stato completato, in ogni caso la Coppa delle Nazioni fa un po' effetto vederla senza la Francia quest'anno, che sgomita con l'Italia per ritornare in Super League. Che cosa ti aspetti da domani? Ma io credo che ci siano tutti i presupposti per fare una bellissima figura. Certo, ci sono tutte le squadre più forti, la Germania la prima squadra, l'Irlanda la prima squadra, sono tutti fortissimi, però i nostri cavalli sono molto in forma, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo mettercela tutta e possiamo ottenere un buonissimo risultato. Pier Giorgio, ti senti? Ecco, bene, intanto i complimenti anche da parte mia per il titolo assoluto conquistato in Sicilia. Intanto con le immagini siamo sul percorso di Peter Devos per il Belgio in sella a Riviera. Vorrei chiedere a Pier Giorgio Bucci intanto com'è stata l'organizzazione dei campionati italiani ad Augusta. Ma io è inutile dire che mi sono trovato benissimo perché per me è stato veramente un bellissimo weekend. Poi anche lì ormai c'è un terreno di ultimissima generazione, i cavalli saltano bene, nonostante il campo sia piccolino e i percorsi difficili, i cavalli sono veramente a loro agio e danno veramente il massimo. Parliamo ora di Coppa, torniamo a parlare di Coppa delle Nazioni. C'è stata qualche edizione in cui forse non venivano qui a Roma le primissime squadre, adesso con la formula della Super League non ci sono rincalzi in campo, l'Italia deve gareggiare, deve combattere contro le migliori 8 formazioni, quindi sarà estremamente dura per i nostri 4. Sì, come dicevo prima è un'edizione particolarmente difficile perché tutti quanti in vista delle Olimpiadi hanno schierato la primissima formazione con i primissimi cavalli e sicuramente non ci renderanno vita facile, però sono ottimista perché i 4 cavalli che scenderanno in campo domani per l'Italia sono decisamente all'altezza e i cavalieri anche, bisogna rimanere concentrati e cercare di montare bene e di non sbagliare. Pier Giorgio, tu sai già chi sarà l'escluso dei 5? No, infatti ho sbagliato numero, sono 5 i cavalli perché chi sarà l'escluso, ma sono tutti e 5 molto in forma. Non so che cosa hanno deciso, credo che erano in fase di decisione ma non ho ancora saputo. Secondo te qual è il miglior numero di avvio, diciamo così? È meglio partire per ultimi avendo dei punti di riferimento o rompere la tensione entrando per primi magari? Ma più che altro è comodo partire un po' in fondo per guardare bene il percorso, per vedere le difficoltà tecniche, prendere delle decisioni. Poi per quanto riguarda la partenza, secondo me dal punto di vista della tensione, della pressione non è che cambia molto, perché comunque una Coppa delle Nazioni di questo livello ha la stessa importanza sia se si parte all'inizio che in fondo. Intanto con le immagini siamo sempre sulla parte intermedia della gara di cui vi abbiamo mostrato la conclusione. Abbiamo seguito un ottimo percorso da parte di Peter Devos per il Belgio, percorso netto in 30 e 68, poi abbiamo assistito via via alle eliminazioni e ai ritiri di Harris Molders per l'Olanda in sella Equis Oliver, di Elena Lundbach per la Svezia con Madik, di Emilio Bicocchi per l'Italia con Jackson Capitol Dargon. Non si è proprio presentata Meredith Michaels Berbaum e anche il belga Dirk de Mersman con Timon Kalou Mersen ha dovuto arrendersi. Poi invece ottimo il percorso di Paolo Pomponi con Jumbo,
che è letteralmente decollato, percorso netto in 29,86 che gli è valso una buona posizione di classifica. E proprio Elena Lundbach, che avevamo citato in precedenza in quanto nella tappa di Oslo era riuscita a precedere Juan Carlos Garcia, amazzone svedese ormai dotata di grande esperienza, per lei un'esperienza olimpica a Sydney con Minta, settimo posto con la squadra, e con questa cavalla ha partecipato anche ai giochi equestri mondiali di Erre della Frontera nel 2002, medaglia d'argento con la sua equipe. Non so se Pier Giorgio Bucci è ancora a fianco di Valerio Iafrate. Sì, l'ho legato. In attesa di Roberto Arioldi, in effetti va per le lunghe anche la cerimonia dell'attribuzione dei numeri di partenza, della sequenza di partenza per la Coppa di domani. Dobbiamo dire che è una formazione la nostra alquanto inedita. Alcuni dei papabili si sono distinti in un circuito italiano, mentre invece Omar Bonomelli ha preferito la via forse più difficile, quella della Coppa del Mondo, e dobbiamo dire che fino all'ultima prova, quella in Olanda a 's-Hertogenbosch, era in lizza per sperare di ottenere un posto in finale, un posto che poi non è arrivato. Tanto Elena Lundbach per la Svezia terminerà con un'eliminazione, e poi abbiamo visto che in fondo si è distinto unicamente Charlie Jane con 28,01, percorso netto che gli è valso la seconda posizione. Dunque una vittoria olandese, un 1-2 olandese nella gara d'apertura e un 1-2 statunitense in questa che vi abbiamo appena proposto. Vi ricordo ancora l'appuntamento per domani alle ore 18 su Rai 3 per seguire la Coppa. A te Valerio. Sì, allora Pier Giorgio Bucci è andato via, però è stato degnamente sostituito da Paolo Pomponi, altro esordiente a Piazza di Siena, anzi doppio, perché è romano di nascita, forse ci veniva a correre qui a Villa Borghese, e oggi invece ci ha saltato benissimo con Giambo. Diceva Claudio Icardi, siete letteralmente decollati. Sì. Non ci venivo a correre, ma mi ci portavano quando ero piccolo i miei genitori a vedere le gare. E allora è veramente la gara di casa questa. Questo è un sogno che diventa una realtà. Solo quello. Che effetto fa attraversare questo arco ed entrare in questo ovale? Pensavo di essere più emozionato, l'ho superato bene. Pensavo di trovare un po' di emozione, invece è venuto tutto facile. È venuto facile anche un tempo sotto i 30 secondi, 29,8 se non mi sbaglio, che significa che Giambo è in grande condizione, che Paolo Pomponi può mirare anche in alto in qualche altra categoria, che il terreno ha tenuto, o una sintesi di tutto questo? È un periodo che il mio cavallo è veramente in gran forma e potevo rischiare qualcosa in più per fare l'Oxer numero 11, però va bene così, sono felicissimo. Il terreno trovo che sia buono, i cavalli saltano bene, all'estero si salta in posti peggiori e non si lamenta nessuno. Paolo? Ti ascolta Claudio. Sì, non so se a un certo punto abbiamo interrotto la nostra registrazione per entrare in diretta con la gara, però forse abbiamo l'opportunità di proporti, dopo quello di Emilio Bicocchi, proprio il tuo percorso che commenteremo insieme. Aspetto una conferma dalla regia. Questo è ancora il percorso di Emilio Bicocchi in sella a Jackerson Capitol d'Algon, che sarà costretto al ritiro, e dopo, visti i ritiri di Dirs de Mersman, di Fiorelli, di Nick Skelton, dovrebbe esserci proprio il percorso di Paolo Pomponi. Intanto non ci sono notizie di Roberto Arioldi, il nostro commissario tecnico, che dovrà darci lumi sulla composizione della formazione che domani difenderà i colori azzurri in Coppa delle Nazioni. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, speriamo che il 5 volte campione italiano, ora passato dietro la scrivania per compiti tecnici,
ci possa raggiungere. A te Valerio. Sì, allora con Paolo ancora, noi non abbiamo il monitor, ma credo che Paolo il suo percorso se lo ricordi a memoria. Sì, ce l'ho in testa. Sì, però non è ancora sul nostro schermo. Allora aspettiamo ancora. Dicevamo di questo campo, tu hai detto giustamente all'estero si salta in posti peggiori, non si lamenta nessuno. Qui la gara è stata sospesa 2 volte, va bene che insomma ha piovuto tanto, però il terreno mi pare che poi alla fine abbia retto e stia reggendo nonostante la grande quantità di acqua che è venuta giù in questi giorni. Io ho saltato su questo campo e non ho avuto nessuna difficoltà. I tanti ritiri sono dovuti anche al fatto che tanti cavalli che affrontavano questa gara dovranno saltare la coppa domani e si sarebbero ritirati lo stesso anche col terreno non bagnato, perché il terreno non è brutto. Ecco, quindi magari anche la decisione di eliminare l'obbligatorietà di alcune categorie, tra cui questa nella quale tu ti sei piazzato come qualificazione per il Gran Premio, ha favorito in un certo senso chi non voleva rischiare e quindi si è tenuto magari le energie sue e dei cavalli per domani, dopodomani. È la cosa più giusta, perché se uno pensa che il terreno non sia adatto può tranquillamente non saltare.